Basta così, un altro. Il regista Vittorio De Seta ci ha invitato qui, in una proiezione privata, per farci vedere alcune immagini del film Banditi a Orgosolo, che sarà presentato domani sera in concorso, primo film presentato dall'Italia. Banditi a Orgosolo è stato girato appunto in Sardegna, ad Orgosolo, e il regista ha dovuto superare molte difficoltà per far esprimere dei sentimenti alla gente del luogo, vero? Sì, era difficile farli recitare, però poi le difficoltà si risolvevano automaticamente quando gli si facevano interpretare delle cose che loro sentivano. E allora funzionava bene. Se invece gli si volevano imporre delle cose che loro non sentivano, che non avevano vissuto, allora le cose erano più difficili. E questo in un certo senso è stata una garanzia della veridicità del sistema di ripresa, dato che il film era impostato non sull'inventare quanto sul registrare oggettivamente una certa realtà. Cioè la gente del luogo rispondeva bene quando raccontava praticamente dei fatti vissuti da loro. Sì. Ma qual è stata la scena più difficile per lei? Beh, forse le difficoltà maggiori erano quando si trattava di fare recitare delle donne. E allora, non so, per esempio quando avevamo una ragazzina che doveva fare una scena in paese, naturalmente si era radunata della gente che la guardava e allora diventava inespressiva. Sarebbe questa poi la protagonista, vero? Sì, Vittorina Pisano, una ragazzina di 14 anni. Facciamo gli auguri a Vittorio De Seta per questo suo film che verrà presentato domani, di cui c'è vivissima attesa. Tanti auguri. Grazie. Stasera in un cinema romano vengono consegnati i Nastri d'Argento 1962. Michelangelo Antonioni ha vinto il premio per il regista del miglior film con La notte e a Vittorio De Seta quello per la fotografia in bianco e nero di Banditi a Orgosolo. Praticamente è stato il primo film che ho fatto, sino a quel momento ho fatto solo documentari e poi avevo fatto un'inchiesta in Sicilia sulla storia di un sindacalista che poi hanno fatto italiani, Salvatore Carnevale. E poi mi ricordo che ho letto un'inchiesta molto bella pubblicata su Nuovi Argomenti di Franco Cagnetta, proprio splendida, e mi ha dato questo desiderio di andare in Sardegna. C'era anche Franco Solinas, che era sardo, uno sceneggiatore, uno scrittore molto bravo, Ugo Pirro che mi seguivano. E sono andato così. Per prima cosa come approccio ho fatto 2 documentari, Pastori Orgosolo e Un giorno in Barbagia, cioè la vita degli uomini, i pastori e la vita delle donne in paese. E poi mi sono buttato, però nel mio temperamento un po' artigianale e manuale, questo l'ho sempre sentito, me lo devo proprio fare io il film. Infatti facemmo una prova con una piccola troupe ma non funzionò, perché mi ricordo che i pastori si bloccavano, facemmo la scena della caccia al muflone e si bloccavano, quando era pronto l'operatore si erano completamente congelati loro. E allora gli ho detto, dico, voi arrostite il muflone, mangiate, fate come se noi non ci fossimo. E allora nasceva questo nuovo contesto, per cui non era la scena al servizio della macchina da presa, ma era la macchina da presa al servizio della scena. Io mi muovevo con la macchina a mano e inquadravo quello che era bello, insomma, un po' più da documentarista, se vogliamo, che da regista nel senso tradizionale. C'era questa realtà misteriosa, questo paese malfamato, con uno strano meccanismo per cui secondo me si adeguavano anche al ruolo che gli veniva assegnato, e poi questa incapacità di esprimersi, il problema del linguaggio. Insomma, io sentii che bisognava fare un film, bisognava cercare di capire come stavano le cose e bisognava cercare di capirlo sentendo loro. Infatti se c'è stata una particolarità, diciamo, è che è stato abbiamo fatto la sceneggiatura in mezzo con l'aiuto della gente del posto, facevamo verificare ogni cosa.
chiedevamo sempre, ma è verosimile questo? Non so, mi ricordo che dicevo, ma immagina di essere un latitante, quello diceva subito, ma io non sono mai stato un latitante, cioè loro faticavano anche a sfalsare la dimensione della fantasia da quella della realtà. La situazione era di una grande ingiustizia, io ho visto, sono arrivati dei corpi speciali dei carabinieri, era l'epoca della guerra d'Algeria, ma sembrava di stare in Algeria, proprio corpi speciali con le tende, i cani, tutta una messa in scena, una vera e propria repressione. E quindi figuriamoci se avevano bisogno loro di confrontarsi, ecco, l'idea che venisse uno da fuori che gli desse fiducia, gli proponesse di fare insieme una loro storia, gli è piaciuta, ne avevano bisogno. Di difficoltà vere e proprie no, si può dire che non ce ne sono state. È stato difficile fare il film, distillare una storia emblematica e fare lavorare della gente presa dalla vita, perché non c'è stato un solo attore nel film. Mi ricordo che volevo introdurre il personaggio di un avvocato, ma poi il corpo del film è stato proprio, c'è stato un rigetto, è venuto anche un attore e poi dopo qualche giorno è dovuto tornare indietro perché il film non accoglieva questa presenza, cioè questa piega di racconto tradizionale o un personaggio, diciamo, fra virgolette, borghese, ecco, non lo recepiva. Per il protagonista cercavo un uomo più giovane, di 24 anni, diciamo, poi lui ne aveva forse già 32, 33 o 34. E un giorno mi dissero che c'era un pastore ammalato che tornava, che aveva la febbre alta. E se potevo andarlo a prendere con la macchina dove arrivava la strada. E così sono andato ed era Michele che mi ha colpito subito per questa presenza che aveva. E invece Peppeddu, il ragazzo, appunto, siamo andati a una caccia e a un certo punto è spuntato questo ragazzo perché guardava le pecore. E così praticamente io ho adattato le situazioni a questi interpreti. Ecco. Poi c'era l'idea di una piccola storia d'amore, ma poi siccome non si capiva come sarebbe venuto falso, allora ho fatto così una cosa molto delicata, appena adombrata con Vittorina Pisano, questa ragazzina che aveva 16-17 anni. Le difficoltà produttive erano inevitabili, ma diciamo anche a causa mia. In sostanza si trattava di due mondi. Ecco. Io ho sempre pensato che i produttori, per carità, possono avere tante qualità, ma in definitiva poi sono degli affaristi, sono dei commercianti, quindi hanno sempre questo pallino di che cosa piacerà alla gente e non si sa come si autoeleggono interpreti dei gusti e delle tendenze del pubblico. Sono una specie di filtro pericoloso e anche inconsapevole da parte loro perché sono spesso in buona fede. Sono i tutori, diciamo, del gusto e della sensibilità del grosso pubblico. Quindi non avrebbero mai investito del denaro in Sardegna, che poi c'era una specie di fama, come la Sardegna è un paese non cinematografabile, e poi non avrebbero mai capito perché io ci stessi 9 mesi, perché ci stessi con una troupe di 3 persone, mentre invece la troupe normale è di 15-20 persone. L'abbiamo fatto proprio artigianalmente, credo che fosse stata la troupe più piccola che ha circolato in Italia per fare un lungometraggio. Eravamo 3 persone da Roma, cioè mia moglie Luciano Tovoli, che era alla sua prima esperienza, appena tornato dal servizio militare. Ecco. E mi ricordo che abbiamo girato quando il pastore scappa di notte, quindi si vedeva da lì a 3 metri, ma noi per una specie di rigore, di aderenza alla realtà, scioccamente se vogliamo, siamo andati a girarlo proprio lì di notte in montagna, mentre avremmo potuto farlo fuori dal paese.
De Seta già c'era stato, Orgoso l'aveva fatto da solo, aveva fatto 2 bellissimi documentari, ma per il resto della piccolissima troupe che era presente era un'esperienza completamente nuova ed era molto eccitante anche il fatto che di Orgoso si parlasse così male ed invece noi ci trovassimo così bene. Quindi è stato, avendo tutti un'età così abbastanza giovane, insomma, e quindi anche poca esperienza della vita, è stata il primo fatto fondamentale, mai credere a quello che si dice, perché andando al Gosolo eravamo stati minacciati dagli amici, no? Di dire no, andate là, vi rapiranno, sono tutti banditi, mascalzoni, gente che non conosce le regole del comportamento umano, insomma. No? Ecco, e noi abbiamo scoperto esattamente il contrario, insomma, che sono persone profondamente umane, molto più di quello che ci aspettavamo, per cui siamo stati accolti immediatamente come degli amici e questa è stata un'esperienza straordinaria e naturalmente indimenticabile, che penso ha segnato le nostre vite. Quindi siccome eravamo una piccola troupe il copione non era pronto fin dall'inizio partendo da Roma e De Seta lo elaborava giorno per giorno, alcuni giorni non era pronta diciamo, la scena da girare e De Seta allora a un certo momento, dopo qualche tempo, mi segnava su un foglio alcuni inserti, dettagli, cose molto semplici naturalmente, oppure piani larghi del gregge che si incamminava così al tramonto, non so, e mi autorizzava ad andare a girare da solo, quindi ricoprivo in quella veste, essendo il primo film che facevo, non avevo mai fatto niente, non ero mai entrato in un teatro di posa, non sapevo cos'era Cinecittà. Sì, c'ero stato, al centro sperimentale hanno dei teatri di posa, però facevamo ben poco di praticamente, era più che altro un corso teorico. E quindi io partivo con i miei amici pastori, andavamo e giravo una mezza giornata, terminavo il programma che De Seta mi aveva dato molto rapidamente, data la mia esperienza e la mia incoscienza, anche perché avrei dovuto invece forse curare più le cose, e poi stavamo delle ore così a parlare, ad ammirare il paesaggio in questo magnifico luogo che è il sopramonte di Orgosolo. Io il film, quando l'hanno proiettato a Nuoro in prima visione, non l'ho visto io perché mi trovavo pastore a territorio di Orotelli e avevo ripreso la vita normale di nuovo di pastore. Solo che mi ricordo, dopo che avevano visto i film, della gente veniva a cercarmi a casa quando rientravo a Orgoso. Mi ricordo che un signore di Nuoro, un signore anziano, mi aveva regalato la prima bicicletta. Ai tempi erano delle prime anche di Orgoso le biciclette che esistevano. Bicicletta nuova che per me era una contentezza, sembrava che avesse 1 miliardo al periodo del tempo perché la prestavo a tutti gli amici, tutti i miei amici venivano a cercarmi proprio per divertirsi con questa bicicletta. Altri fatti mi facevano dei regali in soldi, delle caramelle, dei giocattoli, dei palloni, mi ricordo, delle scarpette di palloni, tutta questa gente che non avevo mai vista che veniva a trovarmi a casa e mi portavano questi regali. E questo film è stato mentre non ha fatto il nostro mundo. Avvina sattando a Orgosolo i stranieri da Teruve non venivano mai. Mi attaccano bene sugli stranieri, turisti da Germania, da Francia, da Inghilterra, dal continente non si tratta, dove non sono bene, ormai tutte. E così per Orgosolo si sta. Non sai sono noi questa gente umosa, non solamente banditi, ma anche cittadini italiani, gente onesta, gente traballante, gente che potevamo stare in mezzo a tutti, ecco come teste.